Mentre tutti in Italia si attendono il rinnovamento della politica, il centrodestra torna a riproporre come premier Silvio Berlusconi. Il suo popolo a Padova è molto interessato alla candidatura del leader. Ma soprattutto noto che c'è molta preoccupazione nei nostri avversari politici e questo è un buon segnale. Ho visto che finalmente le trasmissioni televisive, vedi le Rai 3 ieri sera, vedi la 7 ieri sera, che non sapevano più cosa fare, hanno rispolverato vecchi programmi televisivi, vecchi programmi di intrattenimento, i film su Berlusconi. Quando Berlusconi in qualche modo batte un colpo, tutta l'orchestra suona. E se questo è utile per l'Italia, ben venga che lui faccia suonare l'orchestra. È un grande momento, fa eco Giancarlo Galan. Sembra essere tornati ai tempi di Forza Italia. Berlusconi è l'uomo giusto, anche se non dovrà ripetere gli errori commessi con la Lega negli anni 90. Se a Padova il PDL festeggia, il sindaco del PD lancia un allarme. Mi pare che non sia una buona soluzione per il nostro paese, commenta Flavio Zanonato. Viene a mancare un'alternativa nuova. La soluzione Berlusconi non risolve i problemi dell'Italia, ma li crea. Spara chiaro chiaro il sindaco. Poco entusiasta anche il presidente di Confindustria. Che speriamo, auspichiamo che ci sia una nuova stagione della politica, si riesca a varare veramente una terza repubblica, così come le aziende, le associazioni, gli enti si sono ristrutturati, credo che ci sia il bisogno di una profonda discontinuità anche nella classe politica. Io mi auguro che da subito venga fatta una nuova legge elettorale.